oggi siamo qui, vediamo se arriva qualcuno. Oggi tra l'altro in ritardo, come ieri, il primo mi piace, io vi adoro. Eccoci, di nuovo lo dico. Ciao Cristal, ciao, buongiorno. Ormai è quasi ora di pranzo, io sono arrivata un pochino in ritardo oggi con la live. E praticamente, come avete visto dal titolo, io oggi preparerò i muffin salati con carciofi e prosciutto senza latte e uova, quindi perfetti per chi magari vuole rimanere un pochino leggero. Iniziamo subito con l'elencare gli ingredienti. Ciao Laura! Allora, inizio con 150 g di farina. Io qua già l'ho mescolata con 50 g di fecola di patate. La fecola di patate servirà a renderli più soffici anche. Poi 130 ml di acqua che io ho già mescolato a 70 ml di olio d'oliva. Io mi leggo gli ingredienti perché come al solito ho la memoria, voi lo sapete. Poi 4 carciofi di cui io già li ho cotti per avvantaggiarci con i tempi e li ho cotti semplicemente con le spezie, li ho tagliati naturalmente prima, li ho puliti quindi dalle foglie esterne più dure, ho tagliato la parte superiore, vabbè ormai voi penso che sapete come si pulisce un carciofo, però se voi volete scoprire nel dettaglio questa operazione potete andare a vedere nel video dei carciofi ripieni che trovate nella playlist dei secondi, quindi vi verrà facile. Ciao Giuliano! Quindi, perfetto. Ed erano 4 di questi carciofi. La metà, quindi metà l'ho lasciata intera, metà invece l'ho frullata con il mini piper per creare una sorta di crema, così il sapore del carciofo sarà più omogeneo in tutto il muffin. Perfetto, e con i carciofi abbiamo concluso. Poi 50 grammi, poi ce ne sono anche di più, 50 grammi di prosciutto cotto, poi 2 sottilette come ieri che serviranno sempre per il ripieno, cioè per l'impasto. Ciao Franci! Poi parmigiano grattugiato QB, origano, le spezie e poi una bustina di lievito per torte salate. Ok, iniziamo. Anzi, prima vi faccio vedere gli ingredienti così voi ve li potete anche, ciao Loops, ve li potete anche segnare. Perché non essendo che io non faccio scorrere gli ingredienti, voi magari vi potete confondere, quindi preferisco segnarveli. Allora, iniziamo con gli ingredienti liquidi, quindi verso in una ciotola l'acqua e l'olio. Allora, io abbasso il telefono così voi vedete meglio, perché se no vedete me, non vedete quello che io faccio. Ok, quindi acqua e olio, poi la purea di carciofi, c'è quello del pane che ogni mattina ci rompe il cavolo suonando a più non posso, non so se anche da voi capita.
diamo una mescolatina. Che poi questi muffin sono perfetti anche da servire in un buffet. Quindi ora mettiamo le spezie, dai, direttamente. Poi la farina la metteremo all'ultimo con la fecola. Così amalgamiamo prima questi ingredienti. Vabbè, paprika no. Comunque vi voglio dire, anzi ti voglio dire, dato che sei rimasta una persona, che ieri avevo chiesto di farmi delle domande per questa live, però niente, si vede che non siete interessati a conoscere di più su di me, o forse vi ho detto già tutto, non lo so. Quindi una manciata di parmigiano. Se volete sentire, cioè, l'olio di oliva, se vi sembra troppo forte come sapore, potete sostituirlo con l'olio di semi. Da quanto sei sposata? Te lo faccio io le domande? Io ci sono! Allora, io sono sposata da quasi 3 anni. Ora, l'11 luglio faccio 3 anni di matrimonio. Ho 27 anni, però sono già sposata da molto, diciamo. Allora, incorporiamo i carciofi, ma prima sposto un attimo la ciotola, così abbiamo tutto. Scusate se io sono un po' lenta nei movimenti, eccomi. Allora, sposto i carciofi, cioè taglio i carciofi, perché così sono troppo grossolani, cioè nei muffin ci starebbero male, quindi li taglio a pezzettini. Non ci fate caso per questi puntini neri che non so se si vedono in videocamera, ma io poco fa, che io ero ancora insonnata, e quando ho visto che erano le 11 mi ha preso un colpo, perché ho detto la live e praticamente ho sbagliato. Ho messo, invece del pepe nero, ho messo i semi di papavero. Si può essere più cretini, non si sa. Vabbè, comunque, va bene così. Un attimo mi lavo le mani al solito. Buongiorno Irene, ti vedo all'opera. Ti seguo mentre sto preparando il pranzo, perfetto. Ti dico che i carciofi, quindi li faccio... che ho i carciofi, quindi li faccio poi. Io aspetto le foto perché poi se voi non mi mandate le foto nel mese di aprile non potrò mettere appunto quest'ultime nei preferiti. Quindi... Ok, semi di papavero, no Lucia? Io nei semi di papavero l'ho sbagliati a metterle. Non è che succede niente, perché non danno sapore. Però... Ok, li verso all'interno. Come vedete si mescola tutto perfettamente bene, quindi. Allora, poi il prosciutto tagliato a pezzettini. Io lo taglio lo spezzetto con le mani, tanto è talmente sottile. Se voi usate, cioè avete quello a cubetti, utilizzate quello,
che è ancora meglio. Molto golosi sono questi muffin. Golosi però sani allo stesso tempo. Poi ieri, dato che ho utilizzato le uova già ieri, non potevo fare una ricetta con altrettanto uova, quindi ho preferito fare così. Mi lavo di nuovo le mani, so che faccio schifo, però sono così. Meglio l'igiene in cucina che cioè, avere sempre le mani con lo stesso ingrediente. Io penso. Poi mettiamo ne metto una sottiletta. Voi che dite? Sì, ne metto una. Che due diventerebbe pesante. Poi diventerebbe troppo salato. Dato che c'è anche il prosciutto. Mettiamo pure l'origano. Questi carciofi sono proprio genuini al massimo perché praticamente li coltiva mio marito, quindi potete capire. L'origano dà una nota particolare ai muffin. Qua è caduto un pezzo d'origano col gambo e a noi non ci interessa. Ok. Vedete giusto quello che sto facendo? Abbasso ancora un pochino, così meglio. Allora, ora cosa faccio? Vado a setacciare la farina e la fecola e il lievito. Se dovesse risultare, ora vediamo, se dovesse risultare troppo compatto l'impasto per i muffin, aggiungo un po' d'acqua. Cioè, ma voi sentite il casino che c'è vicino a casa mia? C'è il fruttivendolo che fa patate. Ogni giorno sento a lui. Allora incorporiamo la farina poco a poco. Anche da me c'è il venditore ambulante. Mi fai rivedere la ricetta con gli ingredienti, grazie. Sì. La vedi? Penso di sì. Intanto io mescolo. Ok. Spero che capiate la mia scrittura, che è un pochino aramaica. Questo è un procedimento un pochino noioso, però si deve fare. Sì, l'ho visto, perfetto. Aspetto tante foto che io poi che voi me le mandate o in via email o in direct su Instagram. Trovate sempre i link sotto ad ogni mio video, quindi vi verrà semplice. Poi vi voglio dire un'altra cosa. Domenica, va bene, ciao. Sabato
mattina, sempre, preparerò un dolce, come ho già detto ieri. Vi posso dire già che serviranno le fragole, quindi io ora domani andrò a fare la spesa e le comprerò. Ho visto una ricetta che mi piace e quindi ve la voglio proporre. Forse un pochino d'acqua servirà, ma proprio pochissimo, perché prima aggiungiamo anche il lievito così vediamo la consistenza definitiva. E intanto aspettate un attimo che preriscaldo il forno a 180 gradi. Anche questi saranno 15-20 minuti di cottura, non di più. Quindi sono anche veloci da preparare. Dov'è il lievito? Qua. Una bustina intera di lievito, così vengono belli gonfi. Lievito per torte salate. Se non l'avete e avete quello per i dolci, non vi preoccupate. L'importante è che non sia magari vanigliato, perché se si sente la vaniglia, dico, è una cosa salata, non è tanto gradevole. Allora io... Oh ragazzi! Ragazzi! Eccomi! Eccomi! Scusate, non so cosa sia successo. Praticamente ho avuto un calo di connessione, non so, è da ieri che la connessione dà i numeri, mi è venuto il panico, ecco la signora ti vede, quindi sarà un problema di linea di casa tua, vedi bene il wifi Irene, sì sì lo so, è stato un mio problema, scusate, io non so, ma perché, uffa... Cioè c'è stato un blocco improvviso, infatti io... Ecco, adesso ti vedo, sì, lo so che mi vedi, infatti c'è stato tipo un blackout. Ti sento ma non ti vedo. No, ma io ci sono però. È un problema, non lo so. Sarà vostro ora perché a me mi funziona. Comunque sia, dato che sono di nuovo online, sì, speriamo che non sia lungo il pezzettino appunto in cui non si vede niente o c'è un blocco. Io infatti ho acceso pure la TV per verificare, siccome io ho anche la TV collegata a internet, al wifi, per vedere se partisse lì. E non partiva, quindi. Allora, bene, continuiamo con la ricetta, non è successo niente. Allora, ho aggiunto un pochino d'acqua, abbasso di nuovo la telecamera. Allora, cioè ho abbassato la telecamera e come potete vedere ho aggiunto un pochino d'acqua, ma poca. L'impasto è venuto benissimo. Ora quello che noi andiamo a fare è trasferire quest'ultimo nei pirottini d'alluminio che io ho rivestito con che ho impanato con l'olio e poi naturalmente con il pangrattato. Quindi ne ho fatti 6, vediamo, può essere che ne vengano anche di più, non lo so. Allora l'appoggio qua sulla teglia direttamente
così l'abbiamo a portata di mano. Ok, e poi prendo un cucchiaino e meno male che non ho chiuso la live perché io volevo chiuderla e riaprirla, e verso l'impasto direttamente nei pirottini. È venuto benissimo e vedrete che verranno anche molto soffici. Così oggi ho preparato la cena per stasera. Mi piace a me però fare le live così. Magari quando anche ci sarà il discorso che il computer sarà a posto, magari ne faremo una volta a settimana, che dite? Magari scegliete voi il giorno. Però stavolta veramente, ascoltatemi, perché ieri, come ripeto, vi ho chiesto se volevate farmi qualche domanda, vi ho chiesto il discorso dell'orario della live, ho messo anche un sondaggio su Instagram e mi ha risposto solo Danielita92 e per questo la ringrazio, e mi ha risposto praticamente alle 11. Poi io mi sono addormentata e arrivederci e grazie. Che io di solito mi alzo sempre alle 9:30. Comunque per 6 è perfetto l'impasto. Ne metto tanto così gonfiano molto in cottura e vengono belli pianotti. Comunque grazie Patti per il tuo supporto, sei veramente un tesoro. Giustamente dispiace perché dici non la fai spesso la live, in questo caso sì perché c'ho il problema con il PC, però dispiace. Ci si mette impegno. Sto finendo, ok. Perfetto ragazzi. Allora, ora questi noi li inforniamo per 15 minuti. Poi se servono altri 5, 15-20, dai, mettiamo 15 però. Allora, io alzo la telecamera, ok, eccomi qua, perfetto, così, eccomi. Allora, ora noi aspettiamo. Irene, lo sai che io non ho social, solo YouTube, per questo non lo so. Quando fai annunci su Instagram? Sì, lo so, lo so. No, lo so, infatti non mi riferivo a te, completamente, lo so. Però chi ce l'ha mi può seguire lì, se gli fa piacere naturalmente. È una questione che voi in questo modo mi tiro indietro così mi vedete meglio, a figura intera, e non con la testa mezza tagliata. E quindi così. Poi un'altra cosa, ieri dopo la mia live, dopo poco, ho visto un'altra live di un'altra persona che seguo e che si chiama Pasqua Channel 96. Ha trattato un argomento che voglio ribadire qui anche in questa live, così da poter dare il mio parere al riguardo. Si tratta della discriminazione tra nord e sud,
come ben sapete, e da come si sente dal mio accento, io sono orgogliosa di essere siciliana. Molte volte succede che noi del sud, non dico tutti, però ora vi porterò degli esempi, e noi veniamo discriminati al nord, nel senso che appena sentono il nostro accento fanno un pochino la faccia storta. E infatti io vi posso dire che mia madre è della provincia di Udine, è nata e vissuta nella provincia di Udine e quindi molto spesso è capitato che noi andassimo magari in vacanza o per un periodo lassù. A me è successo che praticamente io ho chiesto, ero in bicicletta con mia sorella perché lì avete la fortuna di poter girare con le biciclette. A me è capitato di fare un giro appunto con quest'ultima e di chiedere indicazioni perché ci eravamo perse, io e mia sorella in sostanza. Quindi ho parlato io a una signora e questa signora appena ha sentito il mio cancello, cioè appena ha sentito il mio accento, no il mio cancello no, il mio accento, mi ha chiuso il cancello in faccia e se n'è rientrata a corsa. Io sono rimasta, voi dovete pensare che ero anche più piccola, nel senso avevo un 16 anni, così. Voi pensate, una ragazzina di 16 anni che si vede chiudere il cancello in faccia solo perché praticamente è di un altro paese, si sente che è di un'altra regione, perché? Dico io, perché? Scusate, cioè io cosa ho fatto di male? Niente, io sono orgogliosa di essere siciliana, proprio lo sono, e tutti quelli del sud e del nord naturalmente devono essere secondo me orgogliosi del posto dove sono nati. Oltre a questo episodio me ne è accaduto anche un altro che se io ve lo racconto voi rimanete non sconcertati di più, ma intanto è così. Allora noi del sud, io in questo momento non sto dando contro a nessuno del nord, però sto dicendo i fatti come sono realmente accaduti, non vi sto inventando frottole. C'era presente anche mia sorella in questo avvenimento e pure mia nonna. Praticamente è successo che io ero al supermercato con loro due e una signora anziana, stiamo parlando, una signora anziana cade da una rampa di scale che era lunghissima, se l'ha fatta tutta praticamente. Perfetto, anch'io sono orgogliosa delle mie terre, la bella Sicilia, infatti fai bene. Si è fatta tutta la rampa di scale, quindi è caduta sostanzialmente. Noi appena l'abbiamo vista, non ci siamo proprio, appena l'abbiamo vista l'abbiamo subito soccorsa, subito, immediatamente, non ci siamo, cioè noi siamo persone pure di cuore, quindi se vediamo una persona che sta male, la aiutiamo, dico, è una cosa così che viene spontanea farla, io penso. Che era del nord o era del sud, a me non mi importava, a me mi importava di aiutarla, quella persona. Ma a parte questo, voi direte, qual è la cosa strana, Irene? La cosa strana è che praticamente le persone, quelle che erano lì al supermercato, ci passavano accanto tranquillamente, cioè la snobbavano, come se ci fosse praticamente a terra un verme, direttamente. Nessuno si è fermato ad aiutarla, ve lo giuro, ve lo giuro, ve lo giuro.
E voi dovete pensare che una persona dell'età di mia nonna, che già era grande, l'ha sollevata, ha aiutato a me, a Elisa, che sarebbe mia sorella, a sollevarla, a aiutarla. Cioè, ci rendiamo conto? E invece le altre persone no. Tranquillamente erano nella loro casa, come si suol dire. Passavano così, tranquillamente. Voi cosa ne pensate? Dico, vi è mai successo una cosa del genere? Di essere, di assistere a simili avvenimenti che proprio c'è di rimanere sconvolti? Cioè, infatti a me per esempio molti di voi, alcuni di voi mi chiedono se io di dove sono. Io penso che si senta. Cioè, sono della provincia di Palermo e, e ripeto, ne vado super orgogliosa. Quindi io sono concorde con il fatto della persona che appunto seguo, Pasqua, Channel 96, se ancora non lo seguite andate a dargli un'occhiata al suo canale che è molto interessante, tratta di make up e cose così in generale e, e niente, sono concorde appunto con lei perché lei ha detto come si fa che siamo nel 2018, ancora nel 2018 c'è discriminazioni tra nord e sud e poi anche lei infatti ha detto queste persone appunto del nord poi guarda caso vengono in vacanza. Ciao Maria Grazia. Vengono in vacanza grazie Stellina, grazie con ragione. Sia a me molte volte, ma devo dire che tutte le persone presenti all'evento subito aiutavano questo almeno un po' di umanità. Anzi, ti dico che non ho visto il commento al solito. Ciao, ciao ciao. E stavo dicendo, queste persone sono le prime che poi in estate vengono in vacanza da noi, in Sicilia, in Puglia, in Sardegna, eccetera, eccetera. Quindi un motivo ci sarà. Se vi piace la nostra terra, se vi piacciono i nostri modi, il nostro cibo, non criticateci però quando noi veniamo al nord, perché è una cosa contraddittoria e non ha senso, perché noi quando voi del nord venite qua al sud vi apriamo le braccia così, direttamente. Non diciamo A, B e C, anzi, cioè, sta cosa di polentone e terrone deve finire. Io me la penso così. E la stessa cosa vale per le discriminazioni razziali. Cioè io penso che siamo tutti figli di Dio e poi una parla di cristianità. Ma stiamo scherzando? Dico, siamo tutte persone uguali. Potrà cambiare il colore della pelle, la lingua, però siamo sempre cioè, figli di Dio. È così. Cioè, io me la penso in questa maniera. E poi infatti ci sono quelle persone che vanno in chiesa, si professano chissà che, però appena vedono passare una persona di colore, ecco, grazie, appena vedono passare una persona di colore la criticano. Quindi, di che cosa stiamo parlando noi? Hai perfettamente ragione, grazie. È così. Oppure, ve ne dico un'altra, sempre parlando del cristianesimo. Io sono cristiana, credo in Dio, l'ho detto più volte in molte live, penso, e anche in video, svariati video. Voglio bene alle persone, ma che c'entra il luogo da cui si proviene? E infatti,
Non c'entra niente. Non c'entra niente. Assolutamente. Io appunto l'ho detto in molti video, sono cristiana ma non praticante, credo in Dio e in tutto quello che concerne, però per esempio io non credo nei preti e poi non credo in quelle persone che per esempio vanno in chiesa per pulirsi l'anima, come si suol dire, per pulirsi l'anima, perché vanno in chiesa solo per quello molte persone. Escono dalla chiesa oppure direttamente in chiesa, perché a me è capitato delle volte, quelle poche volte che sono andata in chiesa, mi è capitato di sentire magari delle persone che parlassero male della persona accanto. Ed erano in chiesa, dico io, ma che cavolo, cioè stiamo scherzando? In chiesa, ma ovunque, cioè io non sono un tipo che sparla agli altri, per esempio. Cioè se una cosa l'ho da dire, la dico. Come in questo caso, avevo voglia di parlarvi di questo argomento e lo sto facendo tranquillamente. Perché ho detto, lei ne ha parlato, voglio dare anche la mia opinione e ora ci stiamo diciamo avviando a altri argomenti. Io sono stata a Torino, quando ero piccola era freddo e distaccata, invece poi a Verona molto... Allora, io sono stata a Firenze, ma io sono stata in svariati posti. A Firenze erano un po' freddi, però non dico che i fiorentini sono tutti in questo modo, eh. Cioè, non voglio fare tutto nel buon fascio, assolutamente, perché ogni persona è a sé, poi quello dipende da appunto da come si vive, da come si viene cresciuti e educati. Quello è. Io sono per esempio una persona che porta rispetto se lo dà. Cioè, porta rispetto se le persone me lo danno il rispetto. In questo senso, non sono una persona che dà rispetto e basta. Lo voglio anche ricevere. Se no, niente. Allora, ha suonato. Vediamo. Ma io direi altri 5 minutini. Praticamente come ieri. Mettiamo altri 5 minuti. Così sappiamo che sono cotti per certo. Eccomi. E quindi così, io credo nei valori in generale, però credo anche che gli altri ti debbano rispettare anche. Cioè, non deve essere una cosa univoca, perché sennò non ha senso. Parliamoci chiaro. Oppure vi porto un altro esempio, ci sono delle persone anziane che pensano di sapere tutto solo perché hanno una certa età, ma non è così ragazzi, non è così, perché io penso che queste persone erano anche ragazzi cioè sono stati anche ragazzi, quindi loro sbagli l'hanno fatti. Però pensano praticamente di sapere tutto loro e di fare tutto loro. Ma non è così, perché a me è successo, io ora vi confido una cosa, che a voi vi farà rizzare i capelli così, direttamente. Ve la confido perché tanto rimane qua tra noi. È successo che una persona anziana mi ha detto stronza solo perché io non ho accettato i suoi soldi. Vi dico questa cosa e voi potete tirare le somme. Io non sono una persona che si compra con il denaro, assolutamente, perché il denaro secondo me è una cosa che c'è oggi e domani non c'è.
è una cosa che ti rende felice, ma fino a un certo punto, perché se non ci sono gli affetti, adios. E quindi io appena ho sentito questa parola sono rimasta sbigottita direttamente. Cioè, come caspita si fa, come si permette una persona anziana di dire a una ragazza di 25 anni stronza solo perché io non ho accettato i suoi soldi? Ma vi rendete conto? Cioè, anzi, doveva apprezzare il fatto che io non avessi rifiutato i suoi soldi. Ci ho detto no, non me li dare, te li puoi tenere. Questo è successo anni fa, eh. Però è per dirvi che anche questo mito che gli anziani sanno tutto lo smentisco, perché non è così. Cioè io posso dire che gli anziani anzi a volte si approfittano di questa loro, diciamo, momento appunto di essere in questa fase della vita e magari criticano gli altri, capito? E quindi c'è di stare attenti. Io penso che a prescindere da che si è piccoli o grandi, bisogna portare sempre rispetto, sempre, dalla A alla Z. Non so voi se vi è mai capitato una cosa del genere. Io per esempio vi porto anche un'altra un'altra cosa, che praticamente mia nonna, vedi, mia nonna che non c'è più, era una persona gentilissima, non perché era mia nonna, ma è così. Era una persona gentilissima, affabile, che, che aiutava gli altri, come ho già citato poc'anzi. Quindi, così. Io spero un pochino di avervi fatto un pochino le idee. Ciao Tiziana. Ah, ciao Tiziana! Io ti avevo intravisto e poi non ti ho salutato perché mentre parlo magari se non perdo il filo del discorso. Sono contenta che vi salutate a vicenda, mi piace molto il rapporto che abbiamo tra di noi, è bello, veramente bello. Il forno ha suonato, vediamo come sono venuti. Faccio la prova con lo stecchino, scusate. Allora, sono cotti, però non lo so. Andiamo di 5 minuti e 5 minuti. Facciamo altri pochi minuti, dai, ma pochissimo. Ciao a tutti e una buona fortuna. Chi era? Ah, ciao Stellina. Franci, un bacio. Ah, che belli che siete, veramente. Io oggi ho delle occhiaie impressionanti. E sì che ho dormito fino alle 11, ma non lo so. Comunque, ora cambiando discorso, se voi anche la pensate come me, magari regalatemi un like, condividete questa live sui social ed iscrivetevi. Quindi, chi è? Tento la fortuna, ci viene sonno. Faccio venire sonno? Non lo so, sinceramente. Non lo so. E comunque ditemi voi. Tiziana, ti ho salutato anch'io. E vabbè, voi vi salutate a vicenda, è una cosa normale, è una cosa bella. E quindi vi ripeto che sabato ci sarà un'altra live di mattina, durerà un pochino di più perché sarà un dolce, preparerò un dolce.
e sarà con le fragole, quindi magari comprate le fragole. Ah no, che non sono noiosa. No, significa sì o no? Vabbè, comunque. Ciao Elisabetta, che saluta Tiziana. Tiziana è un tesoro. Ah, vi faccio vedere anche la calamita. Vabbè che voi l'avete già vista. Però io ce l'ho qua nella mia cappa, sulla mia cappa. Guardate che carina. Ogni forno è a sé. E noi lo sappiamo bene che ogni forno è a sé. Ah no, non lo sai. Meno male che non lo sono. Meno male. Ok, io tiro fuori i muffin che questa volta sono pronti. E sono venuti bellissimi e molto morbidi. Già ve lo posso dire. Ora poi ne sforniamo uno. Guardate. Guardate che belli. Non sono gonfiati tantissimo, però sono venuti molto morbidi. Allora, ora spegniamo il forno. Prendiamo un piatto. Belli e buoni, sì sì. Provateli, mi raccomando, io aspetto le vostre foto. La ricetta, poi gli ingredienti li trovate all'inizio del video e anche a metà mi pare. Quindi mi raccomando, io aspetto tantissime foto, se non è di questa ricetta, di un'altra anche, non importa. Che poi ve li farò vedere queste foto appunto, ve le mostrerò nel video dei preferiti del mese di aprile. E quindi vi citerò, quindi sarà una cosa anche per voi. Vi ripeto che potete mandarmi le email, queste ultime tramite email o in direct su Instagram, trovate i contatti sotto ad ogni mio video. Perfetto, detto ciò, sforniamo il tortino. Ora ve ne apro anche uno in diretta. Sto cercando di non bruciarmi. Prendo un coltello così lo taglio alla perfezione. Lo sformo alla perfezione. La fecola di patate l'ha resi molto soffici ed è quello che volevamo noi. Allora, vediamo. Mi sa che rimane attaccato. No, è venuto perfetto! Avete visto? Guardate che bello. Ne apro un altro, lo metto qua. Così facciamo anche poi per la foto. Questa volta come anteprima per il video metterò direttamente i muffin. Ah, ieri una cosa che è importante che voglio dirvi. Nella live di ieri vi ho detto che praticamente i finocchietti non li dovevate frullare. Ieri sera quando li ho assaggiati vi posso dire che rimanevano un pochino stopposi. Siccome non voglio che poi voi magari mi dite Irene, ma facevano schifo, nel senso che erano troppo stoppose le polpettine, vi consiglio di darci una frullata almeno con il mini piper, così siete sicuri che viene perfetto, vengono perfette. Ok, è venuto anche questo. Ve lo taglio questo che è già un pochino più freddo. Guardate qua, che roba. Non mi voglio bruciare. Mamma mia, guarda.
morbidissimi, fumanti e fantastici. Perfetto. Ora io ho questi, poi ci faccio la foto della presentazione e poi me li pappo stasera. E niente. Qua si abbassa sempre il volume, non capisco il perché. Vabbè. E niente, io vi auguro un buon pranzo e ci vediamo sabato mattina. Vi ripeto, procuratevi le fragole. Se anche voi volete replicare il dolce che farò. E sarà presto, penso verso 9:30, 10, dato che sarà una live un pochino lunghina e ci vorrà un pochino di tempo, quindi per questo. Detto ciò, vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltato ed essere stati presenti alla mia live. Siete fantastici, vi adoro e voi già lo sapete che vi voglio bene. Quindi, bacioni grandissimi. A sabato.